Oggi il nostro buongiorno ve lo diamo da una valle incantevole, la Val Venegia. Siamo all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e siamo più che pronti per raggiungere la cima del lago. Adesso partiamo, giornata bellissima, anche se un po' fredda, e la nostra prima tappa è la Malga Venegia. Tranquillamente siamo giunti a Malga Venegia, davanti a noi il bellissimo gruppo delle Pale di San Martino e adesso da qui prendiamo il sentiero per salire verso la cima del lago. Alla cima manca poco. In questo punto, quando c'è il disgelo, qui c'è anche un bel laghetto alpino. Siamo arrivati a cima del lago. Come vedete, stupendo il panorama. Peccato che non posso far volare il drone perché siamo in un parco naturale. Tira un po' d'aria, bella giornata, ora mangiamo un panino e poi si ritorna. Siamo scesi dalla bellissima cima del lago e per allungare un po' il percorso, vista anche la bella giornata, passiamo per Malga Venegiota e poi facciamo rientro al parcheggio. Panino poco imbottito di Sandra. Come vedete, oggi è dimagro. Mica tanto. Buon appetito! Buon appetito! Siamo ritornati nel fondovalle, nella Val Venegia, e ancora pochi minuti e raggiungiamo Malga Venegiota. Malga Venegiota chiusa, ma noi ne approfittiamo ugualmente per fare una piccola sosta e prendere un po' di sole. Adesso ci avviamo verso Malga Venegia.
Arrivati a Malga Venezia e qui chiudiamo il giro di oggi. Abbiamo fatto un trekking semplice, ben soleggiato, ad una cima fantastica che ha offerto un panorama davvero strepitoso. La neve era ben compatta e abbiamo camminato molto bene con i ramponcini e per questo nel salire alla cima abbiamo seguito il sentiero estivo. Mi raccomando, prima di intraprendere questo tipo di escursioni consultate sempre il bollettino valanghe. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!